Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizia dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, Ottica Moderna a Taglio di Po. Cominciamo con la prima pagina del Gazzettino Nazionale, caos vaccini, stop AstraZeneca. Come Germania e Francia, anche l'Italia decide la sospensione. Il nodo dei richiami. Colloquio Draghi e Speranza, l'AIFA avverte, niente paura. L'OMS continuare ad usarlo. Quindi massima confusione. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino, Veneto, rivoluzionario il piano, si va avanti solo con gli anziani, ma saranno usati i sieri Pfizer e Moderna. Al palo poliziotti e prof. Poi una notizia che coinvolge la vicina Chioggia, nave assaltata, la De Poli attende la richiesta dei pirati. La De Poli, compagnia olandese peronata dallo storico cantiere di Pelestrina, è ancora in attesa di notizie dopo l'assalto pirata nel Golfo di Guinea ad una delle navi della loro flotta, la Davide B. Andiamo alla prima pagina del Gazzettino di Rovigo, anche qua stop AstraZeneca e caos vaccini. Salta la pianificazione delle somministrazioni a personale della scuola, farmacisti e forze dell'ordine. Sarete ricontattati. Oltre 3.000 le dosi del siero incriminato inoculate in Polesine, almeno 200 quelle del lotto ritenuto a rischio. Naturalmente con la zona rossa scattata ieri, lunedì, città vuote e molti bar chiusi. Diversi esercenti hanno scelto di non aprire fino a Pasqua perché si lavora in perdita e i ristori annunciati sono scarsi. Verso l'ora di pranzo si sono viste girare le biciclette delle consegne a chi è rimasto a lavorare negli uffici. I negozi autorizzati a operare spezzano gli orari e hanno comunque ridotto l'impiego del personale. Ecoambiente investirà 200 milioni e firmato il contratto tra il Consiglio di Bacino e l'azienda di proprietà dei comuni per gestire i rifiuti fino al 2050. Verranno aumentate le attività, comprati nuovi mezzi, la differenziata dovrà aumentare ed arriverà la tariffa puntuale. Adria ritorna attuale il progetto per valorizzare Gianola. Il recupero dell'area naturalistica si lega all'intervento del sito dismesso, il sito dell'ex Polichimica di Bottrighe. La zona è diventata un utile corridoio per specie migratorie e fauna selvatica. Buona notizia, Cantiere Vittoria di Adria dà il benvenuto ai nuovi nati. Grazie alla generosità appunto del Cantiere Vittoria, Palazzo Tassoni dona ai nuovi nati del 2021 un kit di benvenuto. Il kit conterrà prodotti per l'igiene dei neonati. Rosolina, in particolar modo al Barella, 11 villette senza autorizzazione. Il TAR ha respinto il ricorso presentato dal Barella contro la sovrintendenza per un'operazione iniziata negli anni 90. Sono state costruite senza l'assenso paesaggistico, a nulla serve una sorta di sanatoria del comune sull'esistente. Rosolina, bando e stanziamento fondi per l'eliminazione dell'amianto. Attraverso il meccanismo dei contributi a fondo perduto ci sarà un primo stanziamento di 18.000 euro che saranno destinati fino ad un massimo di 1.000 euro per singola istanza per un piano di rimozione e smaltimento in linea con il regolamento comunale e del bando. Voce di Rovigo, maxi sequestro di pellet abusivo. Il blitz di Lendinara e Occhiobello. 120 tonnellate di pellet sequestrato e 4 denunce a piede libero. Vendevano pellet spacciandolo falsamente per certificato. Oggi è martedì, quindi commercio, il mercato torna piccolo, solo alimentari e vivaisti. Oggi solo l'area di via Grimani, giovedì solo vendita di piante. Ricordiamo che c'è anche il mercato di Loreo oggi e quindi anche questo mercato avrà queste caratteristiche. Infatti saranno ammessi solo alimentari e vivaisti. Scuola, Web Trotter, De Amicis in finale. Per il secondo anno consecutivo la Ragioneria di Rovigo vola in finale nel contest di calcolo. Il contest, appunto Web Trotter, è promosso da AICA, l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico. Da leandromaggi.com iniziati i lavori in Piazzale Europa con la demolizione dell'ex stazione delle Corriere, aspettando la demanializzazione dell'area di Piazzale Europa. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che siamo tutti i giorni alle 11.50 e alle ore 14 su Radio Diva, sulle frequenze 94 e 100 e come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao!